È un prezzo altissimo quello che l'agricoltura della nostra provincia dovrà pagare al termine di una settimana di passione. Difficile quantificare esattamente i danni, anche perché per i prossimi giorni è annunciata una nuova ondata di maltempo. Ma con la quasi totalità dei campi andata sott'acqua esistono già alcune certezze. Per le coltivazioni orticole non ci sono speranze. Secondo la Coldiretti il raccolto è definitivamente compromesso. Gravissima anche la situazione dei cereali, frumento ed orzo in particolare. I produttori meno colpiti perderanno un terzo del raccolto, per gli altri il danno sarà totale. Il presidente della Coldiretti provinciale, Martino Cerantola, punta il dito contro un processo di cementificazione che pare inarrestabile. Dagli ultimi due censimenti, 2000 e 2010, risultano persi circa 20.000 ettari tra seminativi e prati permanenti in un territorio già abbondantemente cementificato. Intanto l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato ha incontrato le diverse componenti del mondo agricolo. Per un calcolo completo dei danni bisognerà ancora attendere che l'acqua abbandoni i campi. Saranno comunque milioni di euro. La regione intende lavorare su due fronti: ampliare l'accesso al sistema assicurativo per le aziende agricole, migliorare la rete di protezione e di scolo delle acque.